I fedelissimi di Renzi innanzitutto, lo scontento delle minoranze del partito, quelle che fanno riferimento a Orlando ed Emiliano, il malumore diffuso della base che subisce le scelte dei vertici. Lascia segni profondi la lunga notte della direzione nazionale del PD, continui rinvii, trattative febbrili per chiudere le candidature a Camera e Senato, che mietono vittime illustri come il veneziano Andrea Martella e la deputata trevigiana Simonetta Rubinato, che spiega senza giri di parole: mi hanno chiesto di fare la tappabuchi e ho detto di no. È molto meglio, credo, e più utile che io rimanga qui a lavorare a favore del mio territorio che non scendere magari a Roma per scaldare una poltrona. Capolista del PD per il proporzionale alla Camera a Venezia, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, insieme alla deputata uscente Sara Moretto e a Nicola Pellicani, giornalista e consigliere comunale in Laguna. Tutta la formazione delle liste sono sempre storicamente accompagnate da polemiche e da malumori, questo è la storia dei partiti, è piena di queste situazioni. Credo che adesso bisogna guardare avanti e bisogna far sì che il centro-sinistra, e il partito in particolare, punti a vincere le elezioni a Venezia e nel resto d'Italia. Nelle altre circoscrizioni a fare da capolista deputati uscenti: per Belluno Treviso Roger De Menec, a Padova Alessandro Zan, a Vicenza Filippo Crimì, a Verona Giampiero Dalmoro. Per il Senato capolista nella circoscrizione 1 non lo stesso Renzi come sembrava inizialmente, ma il capogruppo a Cafarsetti Andrea Ferrazzi, seguito dalla trevigiana Laura Puppato. In Veneto 2 candidati Danilo Sbrollini e Vincenzo D'Arienzo. Solo un posto nell'uninominale in un collegio a rischio come Chioggia e Rovigo, infine, per il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta.